Professoressa Enzaierna, oggi un incontro con Enzo Alessi, intervistato da Margherita Tropiano, ma con tanti interventi che hanno sottolineato, la figura e il soggetto anche umano e professionale, organizzato dalla Dante Alighieri. Sì, noi avevamo programmato un'attività intitolata Memoria e Vita. Con questa attività abbiamo l'intenzione, insieme con la giornalista Margherita Tropiano, di raccontare le esperienze di vita, sia professionali ma anche umane e personali, di alcuni nostri concittadini che hanno segnato un po' la storia della nostra città con le loro attività, con le loro specificità. Evidentemente, percorrendo attraverso questo filo dei ricordi le esperienze vissute, si fa anche un racconto della nostra realtà territoriale, perché ogni vita è sempre collegata con le vicende anche sociali, culturali del territorio. Prossimo appuntamento? Sì, noi lo facciamo ormai ciclicamente, però variamo anche le tematiche, non diciamo prima chi sarà il prossimo, però è un modo per scoprire ed evidenziare, valorizzare, promuovere le nostre realtà, non materiali, immateriali, ma che sono un patrimonio per Agrigento. Professor Alessi, un ricordo, un incontro con Margherita Tropiano, ma con tanti amici per parlare delle sue esperienze di vita, del teatro, della televisione, di tante cose? Sì, un bellissimo ricordo, e stasera sono stato onorato della presenza di tanti amici che mi hanno voluto ricordare tanti anni della mia vita, e sono grato a loro, perché significa che qualcosa di buono l'ho fatto. Lei oggi dirige con impegno la Biblioteca Culturale di Raffadali, è un impegno importante anche per la diffusione della cultura in un piccolo paese come Raffadali. Io cerco, presentando autori molto spesso in quella biblioteca, di consentire alla mia gente di conoscere un mondo nuovo, diverso, e spero di continuare. Tra le tante cose il suo impegno nel teatro, ma con riferimento anche alle tournée all'estero, in Germania, dove Pirandello è molto valorizzato, forse più che ad Agrigento. Abbiamo visto anche la mancanza di un'istituzione del Comune di Agrigento oggi, mentre abbiamo visto un regalo anche del Comune di Raffadali. Ma io vedo solo che non posso più fare teatro per le mie pressioni fisiche, ma sono felice quando tanti giovani si impegnano a fare teatro. Cosa c'è dietro l'angolo? Speriamo che ci sia cultura e impegno sociale. Una bella iniziativa, intervistare il professor Enzo Alessi, uomo di grande esperienza, di cultura nel teatro, in televisione, un po' in tutto? Sì, abbiamo cercato perché comunque è una personalità veramente ricchissima e poliedrica, abbiamo cercato di tirare fuori tanti aspetti, tanti altri sicuramente sono rimasti in ombra, però sicuramente è venuto fuori l'uomo nella sua umanità e l'artista, il letterato nella sua sensibilità, tra l'altro una sensibilità che ne ha fatto un promotore di talenti nel corso della sua carriera, e questa è certamente una caratteristica che pochi hanno. Ha raccontato la sua vita, una vita ricchissima di esperienze di ogni tipo, esperienze artistiche di alto livello, e quindi siamo veramente fieri e contenti che ci abbia regalato questa sua capacità di incidere nel territorio e migliorarlo.